Nuova edizione del Sipario d'Oro, ne parliamo con l'organizzatore, il collega Lelio Castaldo, un evento sicuramente importante per Agrigento. Ecco, sentiamo le novità, i premiati, dove si svolgerà l'evento, insomma un evento il cui appuntamento è ovviamente da non mancare. Siamo giunti alla 16ª edizione, grazie per questa domanda. Il Sipario d'Oro cresce ogni anno sempre di più, siamo orgogliosi, siamo felici di portare avanti questa brillante iniziativa che, seppur minimamente, comunque dà un giusto contributo culturale all'intera città di Agrigento, viste anche le personalità che anche da fuori Sicilia, comunque personalità nazionali, vengono con la scusa del premio Sipario d'Oro, a ritirare il premio, vengono a guardare le bellezze della nostra città e quest'anno ce ne sono diverse di queste figure. Tutti i premiati hanno un valore straordinariamente grande e quindi magari c'è qualcuno che appare di meno in televisione, ecco, nelle TV nazionali, ma non è che quello che appare su Rai o su Mediaset è più importante, ognuno è importante per la propria posizione e per il proprio ruolo che svolge. Allora, ricordiamo dove è l'appuntamento, da chi sarà presentato e la macchina organizzativa che c'è dietro. La macchina organizzativa è pesante, quest'anno abbiamo un nuovo regista, un regista straordinario che è Gianni Bracceri, storico regista anche della trasmissione Opinioni, che abbiamo anche realizzato in questa TV, e condurranno quest'anno la dottoressa Margherita Trupiano, veterana soprattutto in questo genere, e la dottoressa Simona Stammelluti, un'altra veterana, che sono tutti colleghi giornalisti, al Tempio di Giunone sabato sera alle ore 21 fino ad esaurimento posti.